utilizzare un agriturismo per valorizzare e avere ricadute positive sul territorio. Lei però dice no, perché? Perché a noi questi prati ci piacciono così come sono, penso come a gran parte delle persone che sono cresciute e che comunque hanno vissuto questi prati per come li possiamo vedere e come li possiamo visitare, come anche le persone che vengono da fuori le possono visitare. Ed è per questo, insomma, che ci stiamo continuando ad impegnare per cercare di fermare questa variante al piano regolatore che comunque la nostra amministrazione ci aspettiamo continui a portare avanti. Difatti prevediamo che entro settembre, magari non so, una previsione, ci sarà un consiglio tecnico e ci aspettiamo comunque che venga riproposta l'approvazione della variante entro pochi giorni, insomma. Per Vediamo. ora quali sono le vostre percezioni? Perché insomma il percorso è stato ricco di ostacoli per portarla ad un'approvazione da parte del sindaco di Stregna, c'è stata una movimentazione della popolazione, ci sono altre alternative per la valorizzazione del territorio? Certo che ci sono le alternative sono promuovere il territorio coinvolgendo magari gli operatori del luogo, quelli che sono anche non so, le strutture, non so, come i ristoranti, gli agriturismi che sono già presenti, le trattorie, collaborare con loro, magari dargli un supporto per fare delle escursioni come quella che abbiamo in programma, insomma, verso fine mese, e dove magari si può cercare di terminare, insomma, questi eventi e collaborando appunto con queste persone qua, no? E quindi magari portare anche un ritorno economico al luogo. E c'è proprio in sovrimpressione questa locandina per sviluppare il territorio. Voi avete detto sì, possiamo svilupparlo non cementificando, utilizzando delle varianti, delle alternative, facendo venire le persone sul territorio magari con guide che lo facciano conoscere. Dicevamo 28 e 29 settembre un weekend di formazione sui funghi. Tante volte abbiamo delle realtà anche preziose, delle eccellenze, ma non lo sappiamo. Voi dedicherete una giornata a questo approfondimento, dunque la loro raccolta, tanti dettagli in merito e anche conoscere di più le valli del Natisone, no? Che tante volte non tutti neanche in Friuli le conoscono. Certo, le giornate comunque innanzitutto sono due, non è una sola, abbiamo voluto provare a fare le cose in grandi. Il sabato ci sarà un primo ritrovo ad Altana di San Leonardo presso la trattoria da Valder, dove ci sarà in seguito, diciamo, alla convivialità, ci sarà una breve lezione introduttiva a quello che faremo nel weekend e ci sarà una breve raccolta, diciamo, pomeridiana. Il sabato a seguire alle ore 18:30 presso l'ex scuola di Tribili Superiore invece ci sarà una conferenza tenuta dal micologo Sergio Costantini dell'Associazione Micologia e Botanica Udinese che insomma ci insegnerà qualcosa anche su questo ambito. Io penso che imparerò molto perché comunque non è un argomento che conosco molto. Il giorno successivo invece abbiamo previsto una partenza dell'escursione verso le ore 10 della mattina con pranzo al sacco che comunque forniremo anche grazie alla collaborazione con la Polisportiva di Tribili Superiore, un'associazione del luogo che insomma è abbastanza sensibile a queste problematiche. E come dicevo c'è un'escursione giornaliera, non so, prevediamo un 4-5 ore alla raccolta dei funghi e poi finiremo al ristorante Sale Pepe di Stregna dove ci si includerà la domenica. Insomma, in tempi di crisi la gente del posto si rimbocca le maniche organizzando di suo queste iniziative, ci si mette insieme, si riscopre forse quell'unione di territorio che magari in alcune occasioni manca, perché si parte, non ci sono soldi, però insomma ci si mette insieme per cercare di valorizzare lo stesso il territorio. E mancano i supporti, Postregna? Ne vorreste di più da parte della politica, ad esempio? Bah, non lo so, devo dire la verità che tutto sommato abbiamo trovato molta collaborazione sia dal WWF regionale piuttosto che da Lega Ambiente di Udine e attraverso i loro canali stiamo cercando comunque anche di promuovere queste iniziative, anche magari, allora queste iniziative che abbiamo proposto, siamo tre più o meno i gruppi di persone che si stanno muovendo, che sono il Movimento Friplanine che io rappresento, la Polisportiva di Tribili Superiore come ho già detto prima e anche l'Albergo Diffuso delle Valli del Natisone, perché diciamo che abbiamo previsto anche la possibilità comunque di alloggiare, no? E quindi delle persone che vengono a visitare magari potrebbero fermarsi sul territorio almeno per una notte. E lei mi ha parlato di realtà che però non sono politici. Dunque, politica è Esatto. un tasto dolente? Abbastanza, abbastanza. Grazie Luca Postregna del movimento Free Planin, anche un modo per conoscere poi il nostro territorio. E noi parliamo di